Mi sono accorto che delle luci che viaggiavano di fronte qua al corridoio, la prima. Poi la seconda sono venuti nella porta della camera e hanno girato la luce del cellulare e hanno preso il portafoglio e ho cominciato a gridare e là sono fuggiti. È ancora molto scosso Carlo Orso, che la notte tra sabato e domenica scorsi si è trovato un ladro in camera da letto mentre dormiva con la moglie. Quella di Orso è solo una delle abitazioni prese di mira dai malviventi in una notte che si può definire da incubo per i residenti di via Generale Giardino a Casoni di Mussolente, tra colpi riusciti e tentati nel giro di poche ore. Complici il buio totale e la temperatura elevata di questi giorni, che fa sì che la gente non chiuda del tutto le finestre, i malviventi hanno avuto gioco facile. In questo caso sono riusciti a introdursi in casa da una finestra al piano terra. La finestra è questa? Questa è la finestra, hanno messo 2 pezzi di muglietta della stendi biancheria, una qua e una di qua perché non venga giù. Hanno preso i secchi che c'erano dentro di indumenti sporchi, li hanno messi qua fuori, preso la sedia e sono saliti e entrati. E lei se li trovate in camera? Io me lo sono trovato in camera. Avevano portato fuori le borse che c'erano nell'attaccapanni della moglie e messe là per terra, hanno tirato fuori e non hanno trovato niente e purtroppo sono venuti su. Quanta paura ha avuto? Abbastanza. Ho chiamato la polizia, è venuta su qua dopo un 10 minuti, quarto d'ora è arrivata e poi ha fatto il giro, è stata qua fino alle 3, 3 e mezza. Quando alle 3 e mezza è tornata indietro, mi ha portato indietro il portafoglio con tutti Che avevano ritrovato? che avevano ritrovato qua a 500 metri più avanti. Dei soldi, fortunatamente solo 40 euro, non c'era più traccia, ma almeno i documenti e le carte bancarie sono state recuperate. Almeno 3 le persone che hanno agito, da quello che si può capire visionando le immagini registrate dalle telecamere della videosorveglianza di alcune abitazioni della via dove sono passati i malviventi. Cosa servirebbe di più? Di più. I controlli passano qua perché li vedo spesso i vigili, i carabinieri passare, sì. Ma c'è poco da fare. Quando si sospende le luci della strada loro entrano in azione e basta. Intanto le immagini saranno fondamentali per le indagini avviate dalle forze dell'ordine.